Sì, siamo in diretta dallo Stadio Friuli. Io cerco di farvi vedere le prime immagini della contestazione da parte degli Ultras della Curva Nord nei confronti della squadra dopo la sconfitta contro il Crotone. Noi siamo all'ingresso sud, al Caraio Sud, dove in teoria dovrebbero uscire solamente i mezzi delle televisioni e delle forze dell'ordine, ma i tifosi pensano che i giocatori potrebbero uscire da questa parte perché il Caraio Nord è molto presidiato e c'è un numero notevolissimo di tifosi che contesta, e quindi stanno cercando di entrare in qualche modo all'interno dello stadio. La situazione non è proprio bellissima. Adesso io cerco di farvi vedere le immagini, cercando anche di essere un po' prudente, perché potete capire insomma che la situazione è un po' tesa. Stanno cercando di entrare anche sfondando il cancello, quindi cerco di avvicinarmi, abbiate pazienza, cerco di farveli, dovreste sentirli anche. Ecco, la situazione è un po' questa. Questo è al momento la situazione, e piano piano si sta raccogliendo ancora gente, e io vi farò vedere che anche alle mie spalle si sta preparando la polizia, e adesso mi giro così potete riuscire a vederla sopra la collina. Ci sono le forze dell'ordine. Adesso io mi sono spostata, ci troviamo alle spalle della tribuna centrale, dove ci sono, per capirci, gli ingressi autorità e gli ingressi stampa. Mi sono spostata qui anche per farvi vedere che un gruppetto di ultras si è spostato proprio all'ingresso dove normalmente ha proprio l'ingresso la stampa autorizzata, ha sfondato il controllo degli steward ed è entrato attraverso questi cancelli gialli alle mie spalle. Poche unità si sono dirette immediatamente verso l'interno della tribuna e hanno lasciato quindi gli altri fuori. Chiaramente noi non riusciamo in questo momento a rientrare all'interno dello stadio, e non riesco a dirvi chiaramente che cosa stia succedendo all'interno. Probabilmente stanno cercando di arrivare alla sede, quindi per incontrare qualcuno dei dirigenti forse, o addirittura stanno provando ad entrare nello spogliatoio.